2091 la combinazione giugno-luglio, la seconda più torrida da quando esistono le rilevazioni. I dati ARPAV certificano l'estate da record negativo. Tra il 30 e il 31 luglio spazzati via alcuni primati locali. Non solo un periodo tra i più torridi, ma anche tra i meno piovosi degli ultimi anni. Resta grave la situazione siccità. Il Consiglio dei Ministri stanzia un primo fondo da 3,5 milioni per il Veneto. Banditi armati di pistola assaltano la proprietà di una famiglia di 2 ville. Ore di paura per le vittime, cassaforte svuotata, il racconto ai nostri microfoni, derubati e violati. Ci sentiamo indifesi. Furti, razzie e anche un pericoloso inseguimento in A4. Secondo la polizia ci sono i campi nomadi di Padova e Verona al centro di numerosi colpi degli ultimi mesi. In discesa con la bicicletta si scontra con un'auto in salita e finisce in un dirupo. Drammatico incidente a Miane, il 41enne di Noale ricoverato a Treviso in gravi condizioni. 3 indagati per la morte del 19enne Leonardo Cortese domenica nella piscina di Montecchio Precalcino. Sono i titolari dello stabilimento, attesa per l'autopsia. Per oltre 10 anni ha incassato la pensione della madre morta, rubando allo Stato 230.000 euro e usando i soldi per aprire un'attività commerciale di abbigliamento sportivo. 50enne trevigiano denunciato dalla finanza. Viaggiava con 33.000 litri di benzina spacciati per solvente. Camion polacco fermato dalle Fiamme Gialle a Padova. I dati della maturità 2026 in Veneto, meno diplomatico nel centro, un leggero aumento dei 100 e lode, ma nell'ultima voce la nostra regione e tutto il nord fanno peggio del sud. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque lo avete sentito dai nostri titoli, emergono i dati ARPAV di un'estate fin qui da record negativo, luglio 2026, il quarto più caldo da 35 anni a questa parte, la combinazione giugno-luglio la seconda più torrida da quando esistono le rilevazioni e sono stati di fatto polverizzati alcuni record di temperature massime. Sentiamo. L'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente, misura le temperature dal 1991. Ebbene, in questi 35 anni, luglio 2026 è stato il quarto luglio più caldo in Veneto e addirittura il bimestre giugno-luglio è risultato il secondo. Un luglio che ha registrato 2 ondate di calore, la prima dal 7 al 16, la seconda ancora in corso, iniziata tra il 29 e il 30. Tra l'8 e il 18 luglio si è verificata anche un'ondata di forte disagio fisico, la sesta più lunga ed estesa mai registrata, ma non è finita. Tra il 30 e il 31 luglio sono stati polverizzati numerosi record, punte di oltre 39 gradi a Castelfranco Veneto e Trebasele e Alta Padovana e 38,9 gradi a Cittadella. Sempre in luglio in pianura si sono registrate 15 notti tropicali, il terzo valore più elevato dal 1991. Anche le notti tropicali sono state numerose finora, 11 nel mese di giugno, 15 nel mese di luglio e sono le notti dove la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Temperature eccezionali anche in montagna, a Costa Alta, frazione di San Pietro di Cadore, nel Bellunese, a oltre 1200 metri, si sono registrati oltre 32 gradi. Sulle Dolomiti il caldo ha accelerato la fusione dei ghiacciai, sui quali non ha mai nevicato, altro record. A preoccupare, sono settimane, è anche la siccità, perché mancano rispetto alla media dal 20 al 50% di piogge su montagna e pedemontana e anche di più in pianura, specie nella parte più a sud. I fiumi soffrono. Abbiamo una riduzione rispetto alle portate storiche, pensiamo all'Adige un meno 70% rispetto appunto alla media storica. A fronte di questa situazione, a seguito alla richiesta fatta dalla Regione, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Vista la situazione, il Consiglio dei Ministri ha infatti dichiarato lo stato di emergenza idrica per 12 mesi in Veneto, stanziando 3,5 milioni di euro per le prime necessità. Le necessità legate soprattutto ad un approvvigionamento idropotabile. Dobbiamo tenere monitorata la situazione, lo stiamo facendo ed è necessario un uso responsabile dell'acqua e della risorsa idrica da parte di tutti. E preoccupa anche la situazione idrica dei canali interni alla città di Padova, che siamo stati sul ponte dei Cavai al Bassanello, dove il Bacchiglione si butta in città, o almeno diciamo pure dovrebbe. Inizia a farsi sentire la siccità anche lungo i canali interni della città di Padova. Lo spettro è l'estate 2022, quando, per la poca portata del Bacchiglione, le vie d'acqua cittadine restarono a secco. Dal ponte dei Cavai al Bassanello, il ramo maestro oggi appare così.
si inizia a intravedere il letto del fiume e le alghe stanno proliferando. Poca la portata del canale che scorre molto lentamente. Dall'altra parte del ponte, nonostante i lavori di pulizia e dragaggio che la Regione ha messo in campo per permettere il deflusso dalle chiuse, l'acqua fatica ad entrare. Anche il Bacchiglione scorre molto lentamente e con un livello idrometrico molto basso, specchio questo di una situazione critica anche a livello regionale. L'assessore Elisa Venturini, per tutelare l'uso idropotabile, ha ridotto i prelievi per usi irrigui del 50% e tiene monitorata la situazione in un tavolo permanente con gli enti preposti. Oggi in una seduta lampo la Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera che dà il via libera agli schemi di intesa definitivi per l'autonomia differenziata. Gli schemi ora saranno trasmessi al Consiglio regionale che potrebbe convocare una seduta ad hoc il 25 agosto. Con il voto della Giunta di oggi, spiega il governatore Alberto Stefani, il cammino verso l'autonomia si fa sempre più breve. Confido che questo nuovo passaggio sia la tappa da cui ci avvieremo velocemente a raggiungere la meta. Dopo il Consiglio regionale rimarranno ancora un via libera in Consiglio dei Ministri e il voto definitivo in Parlamento. Di diverso parere lo speaker dell'opposizione, capogruppo del PD, eccolo qui, Giovanni Manildo, che parla di un tentativo di blitz di mezza estate destinato a svilire il confronto. L'obiettivo continuo è evidentemente quello di chiudere in fretta e furia questa telenovela iniziata con ben altri squilli di tromba, tra le promesse di risorse illimitate e l'attribuzione al Veneto di 23 materie. Insomma, il Consiglio regionale rischia di diventare, conclude, teatro di un voto affrettato sotto l'ombrellone per chiudere una pratica, dice Manildo, di propaganda. Torniamo alla cronaca adesso, è caccia ai malviventi che a Vivaro di Due Ville hanno rapinato una bifamiliare, un blitz in pieno giorno, criminali armati che hanno scassinato la cassaforte tra le urla della padrona di casa che aveva scoperto i banditi. A vedersi spianata la pistola di fronte da un bandito incappucciato è stata proprio la signora Francesca che, resasi conto di quanto stava accadendo in casa, era uscita urlando dall'abitazione. Non sul volto, però lì, ecco. Mio marito mi dice, almeno siamo qui a parlarne. Potremmo anche non essere qui a parlarne perché poteva succedere anche di peggio. Cerchiamo di andare avanti e diciamo non è successo il peggio. E vabbè, se questa è una magra consolazione comunque. Erano almeno 5 i criminali entrati in azione in pieno giorno. Poco dopo le 11:30 sono entrati nell'abitazione della famiglia Bassan, titolare di un allevamento ittico. Non una villa lussuosa, ma una sobria bifamiliare come tante. Il comando, con i volti travisati, sapeva esattamente dove colpire, con un blitz durato complessivamente 10 minuti. Prima hanno forzato il cancelletto d'ingresso, poi hanno segato i 5 cardini della porta blindata e si sono diretti in camera da letto dove sotto un quadro c'era la cassaforte di famiglia. A parte qualche centinaio di euro in contanti, lì erano custoditi i veri tesori di famiglia, quelli affettivi. Non ci sono soldi che possono riappagare gli affetti che ti sono stati rubati, a parte il fatto di esserti stata usurpata la casa, che ritieni che sia il posto più sicuro al mondo dove tu ti trovi, non lo è più, né di giorno né di notte. E gli ori, gli affetti, quelli dei miei genitori, dei miei figli che mi avevano dato in consegna ancora del battesimo, che avevano detto tienili lì, che comunque sono ricordi. Al di là dell'aver sottratto oggetti di un qualche valore economico, la rabbia in zona resta, visto il ripetersi troppo frequente di furti. I banditi qui hanno rubato soprattutto la serenità. Si dorme con un occhio aperto. Adesso sono andata al mercato, che a Due Ville c'è il mercato, sono stata fermata da tantissime persone, tutte quante che mi hanno confortato in qualche modo e che tutti noi cittadini ci sentiamo in qualche modo cioè indifesi, siamo completamente indifesi, perché nonostante tu abbia l'impianto d'allarme, nonostante tu cerchi di mettere un po' in sicurezza questi beni personali che hai, che non sono neanche chissà quanti, non sei al sicuro da nessuna parte. Furti, razzie, inseguimenti. Secondo la polizia ci sono i campi nomadi di Padova e Verona al centro di numerosi colpi degli ultimi mesi. I
blitz è scattato all'alba con un centinaio di agenti di polizia che prima di entrare all'interno hanno cinturato l'area di Lungargine e San Lazzaro, presidiando i varchi di fuga. Nel campo nomadi di Via Longhina a Padova sono state controllate tutte le 17 case fisse e mobili, identificati presenti 65 persone, 26 minorenni, un segnale forte ed esposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dopo il monitoraggio dei furti commessi in città tra settembre 2025 e marzo 2026. Numerose attività predatorie commesse in città, quindi parliamo di furti aggravati, furti in abitazioni, furti di autovetture, furti su autovetture, vedevano poi praticamente o quantomeno riconducevano tramite la refurtiva, iPhone con localizzazioni proprio qui al campo nomadi di via Longhin. Mentre l'elicottero del reparto volo di Firenze sorvolava la zona, gli agenti hanno effettuato una ricognizione dell'area utilizzando metal detector alla ricerca di armi e rifurtiva. Nel campo scoperto un'auto senza assicurazione segnalata a livello nazionale per furti commessi in serie negli autogrill dell'A4 tra Milano e Trieste. In relazione ai furti in autostrada è stata eseguita una perquisizione dopo una rocambolesca fuga avvenuta lo scorso 21 luglio, quando un'auto sospettata di alcuni colpi nell'area di parcheggio Roncada Est era stata intercettata dalla polizia stradale al casello di Meolo e seguita fino a Roncade, dove il veicolo della polizia, per evitare un incidente, era finito fuori strada con 2 agenti leggermente feriti. Abbiamo sviluppato la targa ed è intestata ad una persona dimorante lì all'interno del campo nomadi, e quindi anche la perquisizione che è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di resistenza, e quindi sicuramente un intervento volto un attimo a così monitorare, verificare e far comprendere che c'è lo Stato e che quindi bisogna rispettare le regole. Il 18 luglio un residente nel campo nomadi era stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere per una rapina commessa ad Arezzo ai danni di un gioielliere. Numerosi i furti che riportavano al campo nomadi commessi su auto in sosta a Padova, in via Vigo Novese, ma anche a Noventa Padovana. Oltre ai furti, le risse. 2 nomadi erano stati segnalati a febbraio dopo che, entrati in una festa privata, avevano ferito un 31enne vicentino e un coetaneo con cocci di bottiglia. Un segnale forte, ripeto, per evitare che si possano creare zone franche, perché a Padova e provincia zone franche non esistono. E dopo il blitz, immediate e opposte le reazioni politiche. Finalmente. Voglio ringraziare il questore Marco Dorisio per l'intervento che ha fatto in via Longhin. A tal proposito voglio ricordare le parole del mio collega sindaco Sergio Giordani, che diceva: sono complice? Sì, non bisogna criminalizzarli, ma bisogna capirli. Bene, se io dovessi fare un riassunto di questa giornata, direi: più Dorisio e meno Giordani. Non si fa attendere la sarcastica reazione del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, Lega, che da mesi punta il dito contro il campo nomadi di via Longhin. Rincara la dose la capogruppo in consiglio comunale della Lega, consigliera regionale Leonora Mosco. L'intervento è stato disposto dopo l'aumento dei reati e le ripetute indicazioni dell'area come possibile base logistica per attività predatorie. È incredibile che il comune abbia destinato circa 250.000 euro agli insediamenti di via Longhine, Lungargine e San Lazzaro, circa 50.000 euro per una nuova area attrezzata e altri 200.000 per sistemare le casette. Quando vengono utilizzati i soldi dei cittadini devono esserci più controlli rigorosi, responsabilità e pieno rispetto delle regole. L'inclusione non può trasformarsi in tolleranza verso l'illegalità. Il comune cambia impostazione. Alle polemiche risponde il vice sindaco di Padova, Antonio Bressa, che ringrazia per l'operato la polizia e aggiunge: assolutamente necessario perseguire fino in fondo tutti i reati, e sono d'accordo nel dire che non devono esserci zone franche in città. Ovviamente ci sono delle forme di organizzazione di queste presenze, ma questo non deve legittimare in nessun modo che possano esserci dei fenomeni criminosi che superano quelle che sono regole che devono valere per tutti. In tema di sicurezza a Padova interviene anche Futuro Nazionale, che presenta la propria ricetta. Droni nei quartieri ritenuti più pericolosi, architettura ostile,
allarmi ad ultrasuoni, ronde, a cavallo. Questi alcuni dei punti del programma per la sicurezza presentato dallo staff padovano di Futuro Nazionale. Noi pensiamo che la normativa attuale preveda tutto quello che noi abbiamo indicato, cioè l'obiettivo nostro è far sì che il sindaco non si possa più lavare le mani della sicurezza dicendo che è competenza assoluta del Viminale, del Ministero degli Interni, ma il sindaco deve essere per forza di cose, perché le norme, le leggi lo indicano chiaramente, deve essere parte attiva, parte principale della sicurezza in una città. Non solo tecnologia nel programma che dà il via alla campagna elettorale futurista, tra le proposte anche quella di andare oltre alle zone rosse e di istituire zone gialle, oltre ad utilizzare lo strumento del DASPO urbano. I vannacciani chiedono inoltre una residenza minima a Padova di 7 anni per accedere ai servizi di welfare comunale come gli asili nido e le case popolari. Questo è un programma che noi abbiamo stilato per far sì che i nostri potenziali presunti, non sappiamo se noi faremo un'alleanza o andremo da soli, è un programma di massima. Poi quando lo applicheremo, vorremmo applicarlo, quando diventerà parte integrante del nostro programma di governo di Padova, valuteremo con attenzione, con più attenzione di quanto abbiamo fatto adesso determinati aspetti e li renderemo in linea del tutto al 100% con quelle che sono le normative. È iniziata la campagna elettorale di Futuro Nazionale, che non sa ancora se nel 2027 sosterrà la corsa del centrodestra o farà una volata solitaria. Il programma presentato, però, è per gli esponenti vannacciani imprescindibile per il cambiamento. È chiaro che saremo presenti a Padova, saremo presenti a Verona, faremo delle liste molto forti. Sul tema alleanze sarà tutto da vedere, come è già stato detto prima in conferenza stampa, ci sono dei punti, delle linee rosse o nere, chiamiamole come vogliamo, invalicabili, verso il quale non ci sarà nessuna possibile coalizione. Cioè, se si vuole mantenere lo status quo, noi non saremo d'accordo, noi siamo per il vero cambiamento, questo vale sia a livello nazionale che a livello locale. Il partito guidato dal generale Roberto Vannacci intanto continua a crescere nelle iscrizioni sia in provincia di Padova che nella regione del Veneto. A Padova sicuramente la crescita è impetuosa, sono oltre 35 comitati sparsi nell'intera provincia e più di 2.000 iscritti e oltre 12.000 iscritti nel Veneto. Torniamo alla cronaca di queste ore con la BC sui tornanti. Si scontra con un'auto e finisce nel dirupo grave un 41enne di Noale. Stava percorrendo via Madeana a Miane con la sua bicicletta nel tratto in cui la strada si congiunge con via Bosco. L'impatto frontale con l'auto poco distante dall'incrocio. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista, un 41enne di Noale, procedeva in discesa dalla via mentre l'auto in salita. Uno schianto violento che ha sbalzato il 41enne di Noale nel precipizio. Con lui anche un amico che ha dato l'allarme. Alla guida della Ford Fiesta, un 26enne della provincia di Treviso. La chiamata ai soccorsi poco prima delle 10 del mattino. Data la gravità dell'incidente, sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del SUEM 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze per consentire il rapido intervento dell'equipe medica. Oltre ai sanitari, sul posto anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi che consentiranno di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il ciclista 41enne, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale al Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi resta riservata. E sono stabili ma rimangono molto gravi le condizioni del 42enne di origini nepalesi che ieri pomeriggio ha rischiato l'annegamento nel lago di Caldonazzo in Trentino insieme al figlioletto di 4 anni. Mentre giocavano vicino a riva insieme all'altra figlia di 7 anni sono scomparsi sott'acqua. Provvidenziale l'allarme dato dalla bambina e l'intervento degli altri bagnanti che hanno messo in salvo in pochi istanti il piccolo, mentre per il papà il recupero è stato più impegnativo. La famiglia abita a Treviso, lungo il Terraglio, a San Lazzaro, ed era in visita dei parenti nel Bassanese. Quindi la gita al lago finita in dramma, entrambi sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale, il piccolo a Verona, il padre al Santa Chiara di Trento. Le condizioni del papà sono critiche, per lui la prognosi rimane anche in questo caso riservata. E ci sono 3 indagati invece per la morte dello studente Leonardo Cortese. Sono i responsabili della piscina di Montecchio Precalcino dove è avvenuta la disgrazia.
La Procura di Vicenza ha iscritto nel registro degli indagati responsabili dell'impianto natatorio Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino, dove lunedì pomeriggio è morto annegato lo studente Leonardo Cortese. L'ipotesi è quella dell'omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto perché consentirà ai 3 indagati di nominare eventuali propri consulenti per affiancare quello della Procura e di partecipare così all'autopsia dello studente. La stessa famiglia Cortese potrebbe nominare un proprio consulente. Gli accertamenti dovranno chiarire se il decesso del 19enne trentino in visita ai parenti a Villaverlo sia stato causato dalla prolungata apnea, da un malore improvviso o da altre condizioni sopraggiunte durante l'immersione. Dunque quella di lunedì è stata una calda giornata estiva che si è trasformata in una tragedia. Le indagini del PM Blattner dovranno accertare le cause del decesso e se ci sono eventuali responsabilità colpose. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Leonardo e un amico hanno deciso di immergersi cercando di trattenere il respiro il più a lungo possibile nella piscina di poco più di 20 metri. A un certo punto Leonardo non è più riemerso. L'amico, inizialmente convinto che stesse prolungando l'apnea, ha capito che qualcosa non andava e ha chiesto aiuto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la sequenza: l'intervento dei bagnini, il recupero del giovane dal fondo della vasca e i lunghi tentativi di rianimazione. I sanitari del SUAN lo hanno trovato già in arresto cardiaco. Nonostante l'intubazione e le manovre di soccorso, per il 19enne studente non c'è stato purtroppo nulla da fare. Nel Trevigiano adesso un imprenditore 50enne continuava a riscuotere la pensione della madre nonostante la donna fosse morta da 10 anni. La madre era morta da 10 anni, ma lui non solo ha continuato a incassarne la pensione, ma ha anche speso quei soldi per aprire una società che commercia abbigliamento sportivo e pagarne i costi di mantenimento. Ora però, scoperto dalla Guardia di Finanza, un 50enne trevigiano dovrà restituire tutto fino all'ultimo centesimo, ovvero, secondo i primi calcoli delle Fiamme Gialle, oltre 230.000 euro, più multe e sanzioni. I reati sono gravi: appropriazione indebita e autoriciclaggio. Sono stati gli uomini del nucleo operativo del gruppo di Treviso a scoprire tutto. Siamo intervenuti con degli approfondimenti, abbiamo mandato poi in procura chiaramente tutta la nostra analisi, certificando quella che era stata poi l'appropriazione indebita e l'autoriciclaggio. Appropriazione indebita perché chiaramente il denaro che doveva essere destinato alla madre defunta, che lui ha continuato a percepire, e successivamente autoriciclaggio perché ha reinvestito i proventi che non poteva avere, cioè la pensione della madre, all'interno della propria attività. L'imprenditore aveva messo in atto tutta una serie di comportamenti per non farsi scoprire. Tutto inutile, il messaggio è chiaro. Non vale la pena, e poi comunque lui dovrà restituire tutta la somma indebitamente percepita, oltre alla multa derivante dall'autoriciclaggio dell'appropriazione indebita, per non parlare poi dell'eventuale sanzione, penale, fino ad un massimo di 9 anni di reclusione. Viene da chiedersi come mai nessuno finora si era accorto di nulla. Molto probabilmente c'è stato un errore di comunicazione. Sicuramente l'INPS non era a conoscenza perché non è mai arrivata la comunicazione. C'è da comprendere se questo errore deriva da un difetto di comunicazione tra sistemi informatici o eventualmente di persona fisica. Noi non abbiamo accertato questo elemento. Viaggiava con 33.000 litri di benzina spacciati per solvente il camion polacco fermato dalla Guardia di Finanza di Padova. Era entrato in Italia dal valico di Tarvisio, ma stava seguendo un percorso considerato anomalo, il tir bloccato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova. Il mezzo, intercettato per un controllo di routine grazie alla collaborazione della Polizia Stradale di Padova e Venezia, era condotto da un camionista ungherese che alle domande dei finanzieri circa la tipologia di merce trasportata aveva spiegato di essere partito dalla Polonia, di avere caricato solvente prelevato da una raffineria del nord Europa e di avere come direzione finale la Grecia. Non convinti dalle spiegazioni dei documenti presentati, i militari hanno preferito procedere con ulteriori approfondimenti, sospetti che hanno trovato conferme nelle analisi condotte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Venezia Marghera, che hanno certificato che il solvente era in realtà benzina. In totale sono 33.000 i litri di benzina di contrabbando sequestrati. Il conducente, denunciato per contrabbando di prodotti petroliferi, rischia una condanna da 1 a 5 anni di reclusione, oltre a una multa che potrà andare da 31.000 a 156.000 euro, mentre l'accisa evasa sul carico è stimata in oltre 15.000 euro.
Meno diplomati con il 100, ma un leggero aumento dei 100 e lode. I risultati della maturità 2026 confermano anche in Veneto un aumento ormai consolidato. Nella nostra regione su 40.000 studenti coinvolti il 3,5% ha ottenuto il massimo dei voti, mentre l'1,4% ha conquistato anche la lode, percentuale in lieve crescita rispetto all'anno scorso. A trainare ancora una volta i licei, col classico che si conferma l'indirizzo più brillante seguito dallo scientifico. Dati che evidenziano però anche il divario con il sud Italia. Campania, Calabria e Puglia guidano la classifica nazionale con oltre il 6% di 100 e lode, mentre il Veneto resta tra le regioni con valutazioni finali più contenute. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo come sempre. A voi tutti una buona serata, arrivederci.